Oggi mangerò tutto il menù del nuovo McDonald's napoletano, quindi allacciate le cinture che si parte. Oh! Andrea, dove siamo? Come si chiama qua? E leggi. GRR R. Codice fiscale, Andrea. Grinta. La grinta. Brava, esatto, Andrea, quello che ci serve a noi. Dove ci troviamo? Bolla. Oh, non me l'aspettavo. Bolla di Aldo Moro, Mostra Andrea. la mano. Voglio dare la mano. Da padre in figlio. Allora, Andrea, oggi proveremo. Nuovo menù. Bravo. È il nuovo McDonald's napoletano. Oh, cioè. Fast food clamoroso, lo scopriremo. Albe a tutti, va bene. Andrea, ma che trasudo, tu sacerdote? Andrea, che ti piace bene? Albe, prego. Andrea, ma Andrea, hai fame? sì. Di cosa hai fame? Di tutto. Anche di puccia. Allora dobbiamo vedere un po' il menù, però so che da poco è uscito un menù nuovo da Grinta, che noi siamo qui ovviamente ad assaggiare e a farvi vedere. Se vi piacciono questi video food con Andrea, ovviamente lasciate un bel mi piace. Andrea, quanti mi piace? 3. Sì. 3 mi piace, voi, vostro padre e vostra madre, iscrivetevi al canale e consigliatemi altri posti da provare, non solo fast food, anche altri dove possiamo assaggiare nuove cose. Andrea, prossimo posto dove vuoi andare a mangiare? Da Zio Jack. Prossimo vlog che vi porteremo, magari insieme anche a tutta la combriccola da Zio Jack, ma stasera siamo da Grinta e vogliamo provare il nuovo menù del nuovo fast food napoletano simile al McDonald's, perché fondamentalmente ragazzi l'impostazione è quella. Il locale è questo qui, molto molto carino. E questo invece è Andrea, che sai, it's bello e buono, non sa fare, so dai. Facendo butta fuori stasera. Poi guardate come sei messo per macista, sei messo vicino alla porta. Andrea, ma lo sai che tutte le persone negli ultimi video mi hanno detto: ma Andrea dove sta? Ti volevano, Andrea, ti cercavano. Mi cercavo, ragazzi. Sto qua. Sto sempre qua. Ragazzi, lo so, ultimamente in questo periodo a tutti è mancato Andrea, anche a me, però siamo tornati e consigliateci altri video da fare insieme. Metti il tuo telefono e capisci, vicino a sta scardericiola. Ok, vai sul menù. Italiano? Sai parla pure inglese? E spagnolo. Parla Si dice come ti chiami? Andrea. No, tu come dici in inglese come ti chiami? C'è mandalo un po'. Ah, quando trovi un inglese e gli vuoi chiedere come ti chiami, come gli dici? What's your name? My name is Tagapotta. Andrea, ma come sai l'inglese che hanno fatto a scuola? Mi ha fatto a scuola Belgia, ragazzi. È sapere, Andrea, che hai mangiato un cuoco con tutti i TL. Facci vedere il menù, dai, lo leggiamo insieme. Allora ragazzi, ecco il menù 2026. C'è il panino smashed, doppio hamburger, doppio bacon, doppio cheddar e salsa burger. New folk, hamburger di maiale 200 grammi, provola fritta, parmigiana rossa e mayo al pepe. Mamma mia, questa sarà una bomba. Ovviamente più patatine, più bibite a scelta. Il panino pep, a scelta tra hamburger e cotoletta di pollo con provola, patate al forno e maionese. C'è il panino pork, che secondo me è proprio per te, porchetta, scamorza, parmigiana bianca e mayo al rosmarino. Poi c'è OMFG, burger fritto di parmigiana di melanzane, crema al basilico. C'è il panino pulled con pulled pork, cheeseburger, crunchy e partenosme con smashed con doppio hamburger, friarielli, provola, tarallo sbriciolato e mayo. Questo è un limited edition, quindi attenzione. Ovviamente ci sono poi i vari tipi di patate: patata classica, patata cheddar e bacon, patata cheddar e pulled pork. Ci sono i vari appetizers, vabbè, sono le sfiziosità praticamente, e poi c'è anche il dessert, quindi la parte di dolci, ma quella dopo ci arriviamo. Adesso scegliamo i nostri panini, perché ragazzi bisogna provare tutto il nuovo menù del nuovo McDonald's napoletano. Andrea, bevi un goccio di birra. Un cettino piccolino, vai. No, sento male. Ma che ti sente male? Un po' che birra. No, acqua vivo, raga. Andrea, è birra, mica è spirito. Prova l'acqua naturale di Grinta, provala. Com'è? È un spettacolo. Andrea, è acqua, è normale. San Bernardo. Sì, San Bernardo come te, un cane. Quindi Andrea, se un cane è un cane? Io cane. No, Andrea. Andrea, stai firmando il contratto per quale squadra? Napoli Greto. No, non dopo l'IM. Oh. Nato contratto, Andrea, questo per quale squadra? È sempre Napoli Greto. No, questa è la rescissione. Chi l'ero contratto? Questa è la rescissione. Signori, cominciamo un po' ad aperitiveggiare con polpettine di manzo e salse, ovviamente, patatine con chicken wings, diciamo così, e anelli di cipolla. Andrea, apriamo le danze. Da dove vuoi partire? Delle polpette. Vai, facci sapere subito com'è. La bagna subito all'interno del ketchup. Ci dà subito un morso il nostro... No, Andrea. No. Andrea, non ci... Andrea, non to. No. È un spettacolo. E mo alla Ghiza. Onestamente, ti piacciono queste polpettine? Good? Ok. Andrea, prova anche questo anello di cipolla, se no ti fai duciare e nessuno ti va. Vai Andrea, facci sapere, facci sapere. È buono. Andrea, non ti è manca arrivato in mucca. È buono, sì o no? È un spettacolo. Andrea, dall'odore no, Andrea.
forchetta immaginaria. È un spettacolo. Via. Ok, dai ragazzi, dai. Partiamo anche noi con questi assaggi. Parto anche io dalle polpettine. Però io lo bagno nella maionese. Non so perché mi piace di più la maionese rispetto al ketchup. Ultimamente ho questo fetish. Buona, bella polpettina, wow, bella polpettina fritta di manzo. Comunque ragazzi, questa polpetta sapete come pare? Pare la polpetta fritta da non raro un meneco. Non lo so, mi sembra quella polpettina l'ha fatta bene bene bene. Ma non so, non è cipolla. Non è cipolla. Non è cipolla. Pollo. Non è che è pollo e cipolla, può essere. Allora apriamo, vediamo che cos'è. È vero, sembra. Cioè non è cipolla, è pollo. Allora sono anelli di carne, di pollo, anelli di pollo. Buono, buono. Guardate qui quanto olio rilascia. Comunque promosso, questo anello di pollo. È bello pieno pieno. Comunque abbiamo avuto una fortuna a venire oggi qui, perché proprio oggi sono uscite tutte queste cose nuove all'interno del menù. Allora, adesso è arrivato il momento di assaggiare quest'altro pezzo di tender. Questa è una tender, ragazzi. Che cosa è anche quello? È una tender. La tender in due bagni. Il carapo. La cucciamo stavolta nel ketchup. Assaggiamo anche le patatine, queste qua, zigzaggate. Bella fresca la patatina. Guardate qui il pollo filante e guardate qui ancora il calore che fuoriesce da dentro al buco del culo di Andrea. Ah, ok. È buona ragazzi questa tender, bella croccante, crunchy. Sentite il crunchy. Ma invece 24 rovani. Ma ce l'ha fatta Andrea? Ma devi dire di coppo canale. Ma che ti stai vedendo? Ragazzi, voglio farvi una primissima considerazione su questi fritti, quindi sull'aperitivo praticamente. La qualità si vede, si nota, ne stavo parlando prima con Massimo. La frittura è asciutta, vedete? Cioè, se la mettete sul fazzolettino non bagna, quindi è una cosa molto importante. Non fa male. È buona, è di qualità e si vede che comunque si lavora in un certo modo. Oh! Vai, un altro po'. 1, 2, Oh! Ehi, Massimo. E un po' poco. Vai a poco poco, Arriva ma. hanno morsi. Oh! Vai! Oh! A few moments later. Signori, sono arrivati i nostri 3 panini. Abbiamo il pork smashed e il paternose, che è nuovissimo ed è soprattutto un limited edition. Andrea, lo proviamo sì o no? Certo, ragazzi. Madonna che morso, Andrea, facci venire fame a tutti. Allora Andrea, in questo cosa c'è nello smashed? Doppio hamburger, doppio bacon, doppio cheddar e salsa burger. Andrea, come questo panino? Bello 8. Facci godere, un bel morso devi dare, Andrea. Un morso bello calloso, pieno. Un bel morsone. Ah, mamma mia che cavata, Andrea. Andrea, ma è o non è? Un spettacolo. No, però comunque secondo me ragazzi veramente fa paura sto panino. Bello. Vai Massimo, un bel morso anche al pork. Leva la spada dalla roccia. Mamma mia, bello. Questo fuoriesce, no? Qua il bacon che fuoriesce, la provola. Una bella faccia. Sì, anche le melenzane a funghetto. Vado. Bellissimo. Vai Massimo, mamma mia, sei tutti nuovi. Guarda là, bello spurk. Questo è quello che ci piace vedere. A spurcam, bello, vicino alla bocca. Guarda qua, secondo me è molto molto buono, veramente. Speciale, ragazzi. È speciale. Ne do un altro. Vai, qua vedi dove ci sta tutta questa bella parte. Mamma mia, tutto quello che piace a noi, guardate come fila la provola, guardate come fila la provola. Ragazzi. Allora signori, vi faccio vedere un po' più da vicino questo panino con tocchi di sesamo sopra, il bun artigianale all'interno, guardate qui. Io vi dico soltanto una cosa, hanno messo anche la mozzarella senza lattosio. E ragazzi, non è un dettaglio, c'è un qualcosa che veramente importa, oggi come oggi. Poi ci sono i friarielli, c'è l'hamburger, c'è questa salsa mayo ed ecco qui la nostra mozzarella. Buono. Allora, un fast food che fa panini con i friarielli non lo avevo ancora trovato. Nel senso, questo non è un panino da fast food, questo è un panino molto più curato, molto più di qualità. È un vero e proprio panino questo. È un Mac Napoli. Buonissimo. Allora, guardate questo panino, si vede. Il pane proprio è molto soffice. Guardate qui, classici bun artigianali, ma i prodotti che ci sono all'interno sono veramente di qualità. Sono veramente molto buoni, sinceramente. Poi ripeto, l'aggiunta della mozzarella senza lattosio è quel tocco in più. Guardate qui i friarielli. Mamma mia, voglio bello unto e bisunto. Mamma mia, bellissimo, sto godendo. Wow, il panino napolitano. Bravo. Quello di Andrea è proprio il classico panino da fast food. Il mio è proprio il panino di Napoli. Se fossero usati il friariello, ma l'hamburger vi vorrei far stare in questo momento al posto mio che vi lecchereste le dita. Una cosa assurda. E anzi, adesso, come nostro solito, ormai è diventato un must, un cavallo di battaglia del canale. Ho morso sotto e sotto. Guardate qui, che bel morsicino. Mamma mia, cioè vorrei che non finisse mai. Andrea, dove vai? Non lo
so. Non tu bagni, Andrea. Va a fu parcheggiatore. Andrea, le macchine stanno buone là fuori. A me ci sta pure il rosmarino dentro. Tocco di classe. Sì, c'ha questi sapori un po' di montagna. Speziati. Questo voglio secondo me il migliore. Limited edition questo qua. Da provare assolutamente. No, che cazzo ci fatto lì? In questo video vi ho voluto far vedere anche che oltre al classico panino da fast food ci sono dei panini che non c'entrano niente col fast food e quindi con la qualità media di un fast food. Tanta roba. In quello di Massimo per esempio c'era il rosmarino come avete sentito prima, addirittura le melanzane a funghetto e non solo, la provola per esempio, cose che non trovate nel fast food, cioè al McDonald's, al Burger King, KFC trovate soltanto il bacon, il cheddar, stop, l'insalata, il pomodoro, più che altro. In questo addirittura abbiamo trovato i friarielli. Voglio i friarielli buono vero E in più vi dico che l'obiettivo di Grinta è proprio quello di unire due tipi di culture, la cultura tradizionale e quindi praticamente o friariel, la melanzana a funghetto, alla cultura americana, quindi con il panino smesciato e quindi con l'hamburger smash dentro. Tant'è vero che il nome Paterno Sme deriva proprio da questo, panino partenopeo smesciato. Occhio signori, ho studiato. Ragazzi, sta da 5 minuti girovagando così per il locale, come sempre vicino alla porta, non si è capito che bofa. Andrea, ma che stai facendo? Due pasti moltiplicati per 500 che stai camminando a 4 ore. Ma non è finita qui, perché signori miei abbiamo anche il dessert, i dolci con i churros alla Nutella, 3 tipi di cheesecake e il choco bun. Massimo, vai, sei tutti noi. Pure perché devi sostituirmi in questo assaggio che non mi posso mangiare. Invito la croccantito, Si sente, io la sento. Croccantissimo e buonissimo. Non Ma mamma. la Nutella cop è clamoroso. Mi dispiace Gianni che non vuoi assaporare questa delizia. Questo è il Kinder e Charizard. Buono. Voto? Aspetta. Allora, non potrei assaggiare manco la cheesecake, però quella ai frutti di bosco mi attira e l'assaggerò solo per voi. Questa è quella a pistacchio, mentre questa al caramello. Io assaggio questa qua ai frutti di bosco, che è la mia preferita. Mamma mia, io frutti di bosco, mamma mia, che può impazzire. Ma non è proprio frutti di bosco. Oh, però ti è piaciuto? Perché come prende? Ah, il Kinder da sopra? Sì. E quindi ragazzi finisce qui questo nuovo video nel nuovo McDonald's napoletano. Andrea, che voto diamo a Grinta? 10. Veramente, aiuta, tanta roba. Vi ho spiegato un po' loro come pensano ai prodotti, alla qualità e soprattutto a come mixare le varie culture. E non è da tutti, anzi è la prima volta in realtà che trovo alcuni prodotti, alcuni ingredienti della tradizione napoletana all'interno di panini come questi che sono americani. Se volete altri video con Andrea e soprattutto sul cibo o tante altre cose, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video e voglio ciao!